Il nuovo decreto prevede appunto che in casi di emergenza ci si possa muovere da casa per andare a prendere dei parenti stretti e E farli riportarli a tornare. casa. E noi andiamo. Eccola, battagliere forte, voce e volto di Paola Turchetto, la mamma di Nicolò. Li andremo a prendere, questa è un'altra emergenza, non abbandoneremo i nostri figli, ci dice, mostrandoci anche la mail con cui il Ministero degli Esteri le ha risposto. La competenza è di altri. E lei, di rimando, sostiene di averli chiamati tutti senza esito questi altri. E così, costi quel che costi, con il marito, camionista in pensione, sono disposti a intraprendere la strada che li condurrà verso i loro ragazzi. Sono 3 giorni che ininterrottamente contattiamo prefetture, uffici di polizia stradale, perfino la segreteria di autorità Farnesina. governative, la Farnesina, e purtroppo non siamo venuti a capo di niente. Nella concatenazione degli eventi, questa mamma si dice certa di voler intraprendere questo viaggio venerdì prossimo. E rientriamo, almeno ci sembra, perché tutti restano nel vago, che la nostra situazione sia una situazione di emergenza. Ogni sua parola pronunciata accoglierà il bersaglio, quello di accudimento che l'istinto di una mamma sa affrontare con coraggio e determinazione nel momento di massimo bisogno. Stop. L'organizzazione ci abbandona qui,